Buongiorno, oggi è il... non si sa. Che giorno sia? Dovrebbe essere giovedì, ma non so il numero. Là. È tipo invece il suo posto che aspetta il nulla. Comunque, strano che non abbiano mai provato ad andare qua dentro. Gattini, guardate. Che cos'è questa? Una scatolina di legno. Che bella. Ecco. Che bella. Mimo, vieni a vedere anche tu che cos'è. Ah, forse ha odore di qualcosa. Nene. Bubi. I gatti quando vedono cordoni, cose del genere. Ecco, sta arrivando la principessa. Panna, guarda, c'è una nuova scatola. Ma Peppe si è messo... Ecco, adesso si era rilassato. Era in attacco. Bravo! Mani, hai visto? Hai visto che c'è una scatolina nuova? Che così bella, tutta nera. Andiamo a passo? Panna, hai visto che bella scatola? Ecco, ecco, gli ho fatto notare che c'è quello. No, botte a panna, Bobby! Ha tirato via mezzo pelo. Ecco lì che c'è uno strisciolino di sole. Eccolo, eccolo che deve staccare tutto. No, no, non si mangia il legno, Pepe. Pepe? Pepe? Ehi, Pepe. Ciao, Panna. Bella. Prendi il sole, brava, sei tutta piena di polline. E tu? Ciao. Ciao, gattino. Oh, che mi sei carino. Andiamo a fare la colazione. No, voi l'avete già fatta. Io vado a fare la colazione. Va bene? Ecco, Panna si è svaccata lì. Colazione con la torta, qua scivola tutto. Colazione con la torta che ho fatto ieri, perché Franza non ha più dolcetti e quindi ieri pomeriggio ho fatto la torta. Vabbè, comunque vorrei tanto andare a camminare, ve l'ho già detto in un altro video e ancora di più ve lo dico adesso perché tutto il mese di maggio starò a casa. Sapendo di essere a casa avrei voglia di andare a fare le mie escursioni e invece non, non posso. Ho difficoltà a fare perfino le scale di casa, per cui... no, davvero. Poi inizio a tossire, per cui non riesco, insomma. Vabbè, passerà, dai. Sono in ansia perché non vedo l'ora che arrivi la macchina fotografica, però il pagamento è andato oggi, perché siccome è costata abbastanza, io non ho pagato con metodi al di fuori di PayPal, perché almeno se non mi dovesse arrivare niente, ho scelto il corriere assicurato, tra l'altro, che non ho mai fatto, non ho mai scelto il corriere assicurato in vita mia. Questa volta l'ho fatto, chiaramente, e se comunque non dovesse arrivare niente, ho pagato con PayPal e quindi posso richiedere il rimborso, chiedere il rimborso e essere più tranquilla, insomma, perché non si sa mai veramente. Ecco, metà torta, io mangio questa e vabbè, niente, dovrei andare in posta. Cioè, io ho tanti progetti in testa, però al momento non riesco a concluderne neanche uno. O meglio, progetti, ho tante cose cioè commissioni, cose che vorrei fare, ma al momento sono ancora in tilt, quindi niente, fa così. Mezzogiorno, sono stata imposta a mandare indietro le scarpe che ho preso su ASOS e niente, ho fatto il reso.
Vabbè, niente, sono andata in posta, poi sono venuta qui e adesso è mezzogiorno e quindi me ne vado a casa. Saluto Silvano che è qui svaccato insieme a Arthur. Ciao Arthur! Ah no, sì, insieme a Wally. Beh, non si vedono. Sono lì in mezzo. Ciao! Sofì e Calimero. Ciao! Sorella e fratello. Ciao! Ciao Sofì, ciao Calimero! Ehi, cosa brontoli? Dove vai? Dove? Dove stai andando? Ehi! Dove vai? Ciao! Non me l'aspettavo. È arrivato il ragazzo dell'antenna della TV, perché abbiamo, non so se voi lo sapete, non ci funziona la TV normale. Noi guardiamo tutto via internet. E è arrivato, non ce l'aspettavamo, è arrivato a vedere che cosa è successo, che problema c'è. Però probabilmente è nell'appartamento di sopra il problema. E quindi dobbiamo farlo ritornare. Magari fosse stato semplice. Ho appena provato la febbre, tra l'altro, e 37,6, cioè non lo so, non so più cosa dirvi veramente. C'è un pomeriggio stupendo, non c'è neanche una nuvola nel cielo, neanche una. Una di quelle giornate proprio perfette, di quelle giornate che andresti a camminare perché il clima è perfetto, ecco. E invece devo stare qui con il tecnico. Vabbè, dai. Non ho risolto niente perché probabilmente il problema è proprio nell'appartamento di sopra. Noi non ci possiamo accedere, per cui niente, ci dobbiamo mettere d'accordo per un'altra volta. E è stato gentile, insomma, ha fatto varie prove, parecchie prove. Ha fatto un po' di robette, ma non ha risolto. Va bene, dai. E adesso io ho ogni tanto il fiatone. Ah, ma adesso posso togliere la mascherina. Oggi Alfa ci degna della sua presenza. Vero, Scietto? Bello, frilli frolli. E anche Dash. Ciao, bella gnocca. Era su a dormire, mi ha sentita e è scesa giù. Vero? Belli. Che bei zampini che hai. No, è matto. Sei matto. Matto. Sei pazzo. Ciao Silvano. Silvano. Dorme. Ehi, Calimero? 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 Sono tutti che dormono. Calimero? 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 Cacchi, ciao! Ma ciao! Oh, c'è Wally! Ciao Wally! E tu dov'eri? Ciao! Cacchi! Sì, Vollo, sei bellissimo! Sei un bel miccio! Due unghie? Wally! Sono quasi le 7 di sera, io sono stata un po' al sole e sembra estate, bello, molto bello, bellissimo pomeriggio. E ci sono alcune persone che mi scrivono sotto i video YouTube
però sinceramente sono persone che ho nascosto dal canale, quindi voi non potete vedere niente, e mi scrivono che sono noiosa. Ma perché allora guardate i video, scusa? Cioè, ma un minimo di cervello, se ti sto sulle palle, non mi guardare. Cioè, davvero è assurdo, ma noto che è così con tutti i canali. Tanti si lamentano di questa cosa, tanti youtubers, no, tanti si lamentano di questa cosa. E che balle, cioè, siete proprio noiosi voi, che andate a commentare dicendo alla persona che è noiosa, cioè, siete voi primi ad essere noiosi, se passate il tempo a commentare così. Non avete proprio niente da fare, mamma mia. Io ne ho da fare, anche se non riesco tante cose a farle, ma ne ho da fare. Comunque adesso vado a casa giù, mille cose. Vado a casa giù, è pieno di polline, è una meraviglia, però devo dire che il mio corpo sta combattendo l'allergia al polline quest'anno, molto meglio, sta reagendo meglio rispetto agli altri anni. È arrivato Celestino, oh, è ora di cena, è lì. Celestino, ciao, veloce, Celestino, ciao, si vieni, dai, vieni, ciao bel mocio, ciao bello gnocco, ciao Celestino, sei arrivato a cena? Sei arrivato a cena? Bravo. Ah, anche Alfietto, anche Alfietto, Alfa. Chi è Celestino lui? Non fare botte a Celestino. Celestino! Frillo frallo! Celestino, tira giù quel culo. Ecco. Dai, che ti faccio 2 coccole, dai. Ciao. Ciao Wally! Ciao Wally! Dimmi! Su! Bravo! Ciao Wally! Buongiorno Silvano! Ti sei svegliato? Hai fatto tanta nanna su questa panca oggi pomeriggio, Hai dormito tutto il pomeriggio, Silvano? Silvano! Vieni Silvio! Sì, siete tutti gelosi. Mamma mia. Sì, dimmi. Silvio De Silvi! Celestino, Silvano, Uollo. Ciao bello. Ciao. Un bel mocio.